Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash pilloline vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo di questo circuito che il vostro Marietto ha donato con il Degard proprio perché stiamo vedendo che con la crisi che si prospetta in settembre-ottobre, con un autunno caldo, molte persone hanno bisogno di giustizia. E Uriel, che è un arcangelo che è vicino alle sfere planetarie di Saturno, è anche un arcangelo vicino alla nostra Terra, è uno dei più vicini e quindi è quello che porta maggiormente giustizia. Lo ripeto, maggiormente giustizia. Quindi, quindi se qualcuno si sente un pochettino leso, se qualcuno vede che la propria giustizia è lenta, è chiaro che poi bisogna fare dei riti propiziatori per magari spingere, però diciamo che se si trova in affanno e vede che quello che lui fa sul posto di lavoro, nella vita, nel matrimonio, in famiglia, insomma, gliene va storti tutte, allora ha bisogno di un arcangelo che abbia il pelo sullo stomaco, come si dice dalle mie parti. E qui entra in scena Uriel. È una sicurezza, è un arcangelo che vuole fare giustizia e si aggancia anche alle sfere planetarie di Saturno. Quindi, quando ci troviamo in una condizione di deficienza, di mancanza di grip sul terreno, come si dice, ci si aggancia a ogni santo e in questo caso qua useremo un arcangelo. Però il Marietto, mh, aiutato anche da Hildegarda, nei giorni scorsi ha proposto altri circuiti. Io consiglio di usare questo circuito mettendo il testimone, mettendo anche il caso per proporlo a Uriel e lasciarlo massimo un mese, così che l'arcangelo, e vi ricordo che questa è radionica, non è magia, non è nient'altro che usare un'onda di forma che rappresenta Uriel, è questo arcangelo che porta giustizia in terra. Però il Marietto consiglia anche di, come si suol dire, di non usare solo un circuito, ma di affiancarlo ad altri. Ad esempio, in questi giorni ho proposto anche i 72 nomi divini. E che cosa sono questi 72 nomi divini? Sono i 72 nomi delle intelligenze mercuriali, quindi la conoscenza, la completezza, il collegamento. Quindi, se vi trovate in un momento di stato confusionale in cui tutto è il contrario di tutto vi viene detto, bene, utilizzate questi due circuiti, i 72 nomi di Mercurio, che per i cabalisti sono 72 nomi divini, e Uriel, che male non fa. Quindi ci agganciamo sia a Uriel, il testimone in centro, e usiamo anche i 72 nomi divini, che sono poi le conoscenze mercuriali. Quindi un po' di conoscenza e un po' di giustizia. E quindi le lasciate decantare massimo un mese. Poi è chiaro che si può anche introdurre la croce cristica cabalistica, così da rinforzare un po' di più il messaggio. Cioè, la croce cristica fa una purificazione. I 72 nomi divini, che poi sono quelli mercuriali, ci danno la conoscenza, la pazienza, la parsimonia nell'essere cattivo e sempre avvicinare sempre più a noi luci positive e poi chiaramente l'arcangelo Uriel che porta nella nostra vita giustizia sulle cose che vengono fatte male. Quindi, per chi non lo sa ancora, il Decano Benedetto Veneziano hanno messo nel sito del Capitano un ebook gratuito con più di 24 circuiti radionici, fra cui anche Uriel per portare giustizia. Mettete il testimone e massimo un mese, eventualmente chiedete al pendolino del tempo, cioè col quadrante radiostatistico del tempo, quanto tempo. Bene, cari amici, mi raccomando, questa sera che è venerdì alle 21:15 dice Hildegard sulla sua piattaforma per le sibille interattive gratuite. Sapete che se volete un consulto sono sempre 20 € 45 minuti, sia con Hildegard che con Marietto Berizzano. Grazie e vi aspetto alla prossima pillola.